Vuole richiamare l'attenzione di tutti alla necessità di una corretta tutela e gestione della laguna di Venezia, che è uno dei beni naturalistici e direi anche di tipo culturale più importanti al mondo. Un impegno di tutti, un impegno che già c'è, ma che va fatto conoscere, comunicato, portato avanti secondo un'ottica di etica trasversale. Il valore della tutela è un valore per tutti. La laguna di Venezia, zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, stato dell'arte dei percorsi di tutela e valorizzazione a confronto con i conflitti, verso un futuro di sviluppo sostenibile. È il titolo del convegno organizzato dall'organizzazione Sorella Natura. L'intenzione degli organizzatori è stata quella di promuovere una riflessione a tutto campo intorno agli scenari che la Convenzione di Ramsar potrebbe svelare sul bacino lagunare. Bacino che contribuisce largamente a fare di Venezia uno dei luoghi più interessanti e conflittuali del nostro paese. Non si può ignorare come proprio la Convenzione di Ramsar abbia superato l'ipotesi di parco lagunare come proposto dalla legge 394, permettendo al contempo una gestione condivisa, che ha portato anche alla realizzazione delle grandi opere di salvaguardia e rifacimento di isole e barene, garantendo comunque, basti vedere i censimenti della provincia di Venezia, la tutela delle biodiversità lagunari. Vedere come la zona umida, importantissima, la prima in Italia per presenza di uccelli censiti da parte della provincia, possa trovare un equilibrio con tutti i vincoli, tutte le imposizioni, le leggi, le presenze che ci sono sia industriali, civili di questo grande lago che è la laguna di Venezia. Sono riflessioni importanti per vedere come salvaguardare questo bene e mantenerlo, vivo attraverso tutte le specificità.